Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Blitz delle fiamme gialle contro l''ndrangheta in Calabria, Vibo Valentia e Reggio ed a Roma per il sequestro di beni per un valore di 4 milioni di euro. I beni, secondo l'accusa, sono riconducibili a Nicola Fiarè, 45 anni, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco dell'omonima cosca operante a San Gregorio di Ippona, comprensorio di Vibo Valentia. Tra i beni sequestrati un'associazione culturale e 3 società, una con sede a Roma. Un altro sequestro di beni è stato effettuato dalla polizia e dalla Guardia di Finanza di Cosenza nei confronti di un noto esponente della criminalità organizzata, Pietro Lepiane, 43 anni, attualmente detenuto, ritenuto impegnato in un'attività di smercio organizzato di stupefacenti, sotto l'egida del clan Perna, operante nel territorio del capoluogo di provincia. Il valore dei beni ammonta ad oltre 4 milioni di euro, sequestrati beni ceduti a terzi per un valore di 130.000 euro. La polizia di Castrovillari ha tratto in arresto 5 persone ritenute responsabili di favoreggiamento allo spaccio di droga, lesioni, violenze e minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento. In carcere sono finiti 4 pregiudicati appartenenti ad un intero nucleo familiare, misura cautelare dell'obbligo di firma invece per una donna. Circa un mese fa, durante l'arresto di uno spacciatore in località Doria del comune di Cassano, una ventina di persone, tra cui i soggetti arrestati oggi, aveva aggredito gli agenti per farsi restituire l'eroina. Incidente mortale ieri pomeriggio sulla strada provinciale 48 in località Germaneto a Catanzaro. A perdere la vita Francesco Scarfò, 77 anni, residente a Soverato. Nei pressi di un cantiere la sua Hyundai Atos si è scontrata frontalmente, per cause in corso di accertamento, con un camion Iveco adibito al trasporto di surgelati. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti di polizia. Abbiamo parlato di sanità ed abbiamo trovato un'apertura importante. Lo ha detto il presidente della regione, Scopelliti, che ha incontrato a Roma il ministro dell'economia, Tremonti. Noi, Campania e Lazio, ha detto, abbiamo un problema serio, quello di una gestione scellerata della sanità. Tremonti ci ha detto che il governo ci sarà vicino, ci sosterrà nell'attuazione dei piani di rientro. Sono anche disponibile a rivederli dove c'è la possibilità, come per la Calabria, dove il piano non lo abbiamo fatto noi. Il settore metalmeccanico e impiantistico della provincia di Crotone è in grande crisi, è quanto sostenuto nel corso di una conferenza stampa nella sede di Confindustria da Mauro Calabretta, responsabile del settore. Dal monitoraggio di un campione delle aziende più rappresentative è emerso nel triennio 2008-2010 un drastico calo sia del fatturato che del numero degli addetti. L'associazione Insegna l'Etica ha presentato in un'apposita conferenza stampa presso la sala del Consiglio provinciale di Catanzaro la 4ª edizione del raduno nautico Crotone, Le Castella, Squillace, Montepaone, Soverato, che si terrà dal 16 al 18 luglio prossimi. Ad illustrare l'iniziativa i presidenti della provincia di Catanzaro Vandaferro e di Crotone Stanislao Zurlo e il presidente dell'associazione Insegna l'Etica Bernadetta Scardamaglia. Si svolgerà a Rende dal 13 al 15 luglio prossimi Beach Volley in Città 2010. L'evento sportivo, giunto alla 4ª edizione, rappresenta un appuntamento immancabile per chi vuole godersi il solleone nell'insolita location di Piazza Matteotti, trasformata in spiaggia. L'evento clou sarà la tappa del circuito italiano Open 2x2 maschile, in cui ci si contenderà un montepremi di 4.000 euro. L'evento prevede anche animazione, spettacolo e un grande concerto di chiusura con i Sabatum Quartet e altri gruppi.